siamo con due degli attori di questo spettacolo, la Divina Commedia. Ma cosa significa comunque interpretare uno spettacolo di questo tipo con tutte le sue difficoltà? Perché sai, il musical è risaputo, uno deve saper ballare, recitare, cantare, non è semplice. Non è semplice, infatti non lo è stato. Abbiamo cominciato nel 2007. Anzitutto ciao a tutti. Nel 2007 è stato molto duro, qui ci sarà poi Beatrice successivamente, che si chiama Stefania Frate Pietro. Quando vuole entrare puoi fare Beatrice. Adesso sta mangiando la mela, hai capito? Può entrare anche mangiando vieni con la mela. Ciao Beatrice, come stai? Perdonami. Come va? È buona la mela? Sì, è una mela sarda questa. È una mela sarda, è molto buona. È molto buona. Beatrice, però voglio una Seadas, non l'hai portata? La mela, devi fare ancora le prove. Esatto, bisogna cantare. Ti rimani magari sullo stomaco e non riesci a... Infatti. Come ti chiami? Stefania Frate Pietro. Ciao. Frate Pietro. Li volevo lasciare un po' soli, perché in effetti per due terzi dello spettacolo ci sono loro, esatto. Io lo mando a sorvegliarlo. Tu, se non ci Esatto, è la mia committente. Io e lui lo riporta a me. Se non ci fossi tu nello spettacolo, si andrebbe avanti però alla fine, quindi... Se nel mondo non ci fosse la donna. Esatto, fondamentale, la donna è fondamentale, e l'amore, soprattutto l'amore. Sono con un legno e con i miei compagni, eravamo vecchi e stanchi. Dei tre atti, qual è quello in cui vi ritrovate meglio, quello che vi emoziona di più? Dunque, anzitutto sono tre momenti diversi, ma comunque sono suddivisi in due atti. Non tre atti. In due atti. La selva oscura, per cui la lotta in cielo, la lotta fra i due angeli, il bene e il male, e poi l'inferno. E nel secondo atto invece Purgatorio e Paradiso, raggruppati insieme. Dove ci ritroviamo di più? Beh, credo che tutti. Me lo potrei... No. L'inferno. Sì, ma c'è sì. No, ma anche tu, non scherzi. No, io sono... Comunque tutti ci ritroviamo. Tu sei santo, non sei un peccatore come Mi noi. chiamo De Santi, sono santo. Beh, giusto, allora sì. Io mi chiamo Frate Pietro, quindi noi due apparteniamo alla esatto, già la stessa parrocchia. infatti. Se poi aggiungiamo il fatto che chi ha scritto le musiche è Frattini, che pure è un parroco, siamo a posto. Cioè io e lei siamo nel nostro habitat. Ha scritto, non guardate questa trasmissione. Le musiche sono state scritte da Don Marco Frisina. Ah, Frisina, non Frattini, scusa, no, Frisina, no, Frattini non è quello lì. Suona solo le claquette. Con le parole e il libretto di Gianmario Pagano, che è un altro prete. Hai capito? Sì, due preti. E quindi lei e io ci ritroviamo dentro. È un'opera laica, spirituale, non necessariamente religiosa, però scritta da due uomini di fede. Ma ritorniamo a parlare, qual è la parte che preferisci dello spettacolo? Parlavi dell'inferno. Sì, l'inferno è quello che ci accomuna. Adesso sì, cercherò di farti capire meglio. Credo che l'inferno ci accomuni tutti. In realtà Dante ha scritto questo capolavoro mettendo nell'inferno tutte le situazioni più umane, e moltissime volte noi simpatizziamo con il peccatore. Simpatizziamo nel senso che chi non può compartecipare con la passione di Francesca da Rimini, o chi non può essere in disaccordo con il terribile conte Ugolino che ha subito questa ingiustizia, il dito di Pier delle Vigne. Dito di Pier delle Vigne, per cui ci sono delle situazioni umane che ci coinvolgono tutti nella vita di tutti i giorni, l'invidia, la conoscenza al di là dell'inganno che adopera Ulisse per poter arrivare ai suoi fini. E Dante è una persona che si è perduta un giorno, come tutti quanti. Tu non sei mai stato nella selva oscura, va là mai, che ci sei passato. Mai, assolutamente. Di la verità. Mai, con quegli occhietti lì capirai. Ci siamo per tutta la vita e che non la vediamo, ma purtroppo ci avvolge. Ritorniamo alla selva oscura, scusa. Tu c'hai paura però adesso di fare questa intervista. Sto tremando, mi sento un po' accerchiato effettivamente. Ma Dante, qual è la parte che preferisce Dante poi dello spettacolo? Beh, Dante sicuramente è molto coinvolto all'inizio appunto di questa selva oscura, dove viene
dove viene racchiuso, dove non trova via d'uscita. Quindi io nella prima aria mi ci ritrovo molto, perché comunque Dante canta l'amore da un certo punto di vista in poi. All'inizio è perso e quindi non vede via d'uscita, però piano piano andando avanti nello spettacolo riesce a risalire anche grazie all'aiuto del suo maestro Virgilio e alla fine trovare l'amore. Quindi l'inferno, alla fine un po' tutti, anch'io mi ci trovo nell'inferno, soprattutto nella prima aria. Ecco. Insomma, noi intanto consigliamo a tutti di vedere questo spettacolo. Se volete vederlo in Sardegna potete farlo naturalmente a Porto Torres, ma credo che valga la pena di andarle a trovare in altre date che voi farete in giro per l'Italia. Noi siamo infatti a Palermo dal 1° all'11 dicembre al Teatro Massimo. Beati voi, mitico Teatro Massimo. E vi conviene venire a Palermo perché dopo saremo per 2 mesi in Canada, a Toronto e a Montreal. Mi volete con voi? Certo. Io vengo Minimo, con voi. Guarda che dopo ti spaventi. Siamo nella selva oscura. Ecco, grazie, siete molto gentili. Allora, noi vi ringraziamo per averci seguito fino a questo momento. Rimandiamo gli attori a fare il loro lavoro perché stanno provando. Avete visto alcune immagini durante le prove, perché non mandiamo in onda praticamente lo spettacolo, mandiamo in onda un po' di prove. Con la regista che urla, la road manager cosa fa con la ragazza lì che dice sono impegnati. Virgilio con la pancia in evidenza. Perché invece durante lo spettacolo? Coperto da un mantello meraviglioso. Ecco a cosa serviva il mantello. Mi parlavi così di questo mantello. No, vi ringrazio veramente. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Grazie. Saluto. Ciao a tutti e vi aspettiamo. Finisci pure la mela e poi Ciao, un saluto dal sommo poeta. Ciao. il sommo poeta. Ciao a tutti.